Ok. Buongiorno a tutti chi è in sala, chi è sul web. Il Signore vi benedica. Il Signore vi benedica grandemente in questa giornata bellissima di sole, almeno in Friuli abbiamo il sole. Oggi non so in quale altre regioni sta piovendo, ma il sole che ci illumina, il sole più grande è il Signore, il nostro Dio, che illumina il nostro cammino, che illumina la nostra strada, che illumina tutto quello che facciamo con la sua protezione. E volevo iniziare il culto con questi versetti dal Salmo 89 e dice: io punirò il loro peccato con la verga e la loro colpa con percosse, ma non gli ritirerò la mia grazia e non verrò mai meno alla mia fedeltà. Non violerò il mio patto e non muterò quanto ho promesso. L'odio del peccato provoca l'ira dell'Eterno, ma le sue promesse sono sempre stabili, perché la parola di Dio è ferma. Il Signore, quando promette qualcosa, non la ritira quella promessa. Il Signore è fedele, il Signore è leale, il Signore è con noi e quindi abbiamo 1000 ragioni, come dice questo canto, 1000 ragioni per lodare il suo nome. Benedici il Signore, benedicilo tu che sei a casa, benedicilo tu che sei in sala, benedicilo ad alta voce, benedici il Signore. Alleluia.
sempre ti adorerò, Signore. Alleluia, Signore. Benedici, Signore, questa sala, benedici questa comunità, benedici i fratelli e le sorelle qui presenti, benedici chi è a casa e non ha potuto venire con noi, Signore. Benedici i visitatori che ci stanno ascoltando, Signore. E se qualcuno ha il cuore infranto in questo momento, benedici il suo cuore, entra nel suo cuore, Signore. Fai sentire la tua presenza. Fai sentire la tua accoglienza, fai sentire il tuo riposo, fai sentire la tua pace, la tua protezione. Lode e gloria al tuo nome. Amen. Amen. Una chiesa che dice amen è una chiesa che approva la missione del Signore. Il Salmo 90 dice al versetto 14, lo vediamo adesso anche sullo schermo, dice: saziaci al mattino della tua grazia e noi esulteremo, gioiremo tutti i nostri giorni. Abbiamo visto che la grazia del Signore è sempre ferma nel versetto precedente. In questo versetto invece vediamo che cosa? Che la grazia scaturisce gioia. Quando pensi alla grazia mostrata, come reagisci? Reagisci con gioia o ancora non hai compreso cosa ha fatto Gesù nella tua vita? La grazia non è grazie, attenzione, la grazia è un qualcosa di unico che avviene nella tua vita. Il Signore ha pagato per te. Io desidero, tu desideri, come in questo canto, quando penso alla grazia mostrata, io non riesco a trattenere il mio canto per te. E tu? Amen. E l'ultima frase, la più bella: desidero piacere a te, Gesù. A chi vuoi piacere tu? Solo a tua moglie? Ai tuoi figli? Prima di tutto a Gesù. Alleluia. Amen. Salmo 91. I primi 2 versetti. Chi abita al riparo dell'Altissimo
riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Amen. Dio ci protegge come una mamma, no? Oggi si festeggia la festa della mamma in tutto il mondo. La mamma ti protegge. La mamma protegge il proprio neonato, è vero? Quale mamma abbandonerebbe il proprio neonato? È anche successo, ma è una cosa che non accade spesso, grazie a Dio. Il Signore ci protegge come una mamma e non ti abbandonerà mai. Il Signore ci stringe forte. Ho visto un'immagine su internet, non sono riuscita a pubblicarla oggi, che ritrae il Signore che stringe una pecora alla braccia, la stringe forte a sé. Così, io mi sento così. Tu ti senti così? In braccio al Signore, ti senti preso così dal Signore, riparato così? Io sì. In Dio puoi confidare. In Dio puoi riposare. In Dio puoi rifugiarti. In Dio puoi confidare. Sei addolorato, sei triste. Hai bisogno di un conforto, non c'è nessuno che ti risponde al telefono, ma c'è il Signore che ha il telefono sempre pronto, che lo trovi ovunque, ti inginocchi davanti a Lui e Lui ti ascolta e ti stringe forte come una mamma. Io confido in te, Signore. Cantiamo questo canto e dopo questo canto ognuno di voi può pregare liberamente, sia da casa che anche in chiesa. Amen. Preghiamo. Signore, io ti lodo perché questa mattina sono qui davanti a te, Padre. Grazie, Signore, come tu mi hai portato fino a qui, come tu mi hai accompagnato, come tu mi hai consolato, mi hai rinforzata. Grazie per il tuo amore infinito, Signore, che non è calcolabile dalla mente umana. Ma ti ringrazio per questa Chiesa, Signore, per ogni membro di questa comunità, per il loro amore, per il loro affetto, per come mi hanno circondato della loro presenza, con piccoli gesti, Signore, ma grandi per il mio cuore, Padre. Grazie perché tu hai mosso il tuo popolo, Signore. Hai mosso il tuo popolo a consolare, Signore. E io ti lodo e ti ringrazio perché tu sei l'eccelso, tu sei Re dei Re, Signore dei Signori, e non c'è altro Dio all'infuori di te, Padre. E a te va tutta la nostra lode e ringraziamento per Cristo Gesù. Amen. Amen. Ecco, benedite l'Eterno, voi tutti servitori dell'Eterno, che state durante la notte nella casa dell'Eterno. Levate le vostre mani verso il santuario e benedite l'Eterno. Salmo 134, 1 e 2.
Signore, noi ti benediciamo, noi siamo tuoi servitori, Signore. Noi stiamo durante la notte e durante il giorno nella casa che tu hai costruito in Gesù Cristo, Signore. Signore, noi leviamo le nostre mani verso il santuario che è Gesù Cristo. Signore, noi benediciamo il tuo nome eterno. Loda a te eterno, perché la tua benignità, come abbiamo letto venerdì, la tua benignità dura in eterno. Loda a te, oh Signore, perché hai fatto il cielo e la terra, li hai fatti perfetti, e basta guardare la natura per renderci conto della perfezione con la quale tu hai operato, Signore. Benedetto l'Eterno, ora e sempre. Amen. Amen. Sì, Signore, confidiamo in te, Signore, perché tu hai fatto un grande sacrificio per noi, per il peccato nostro, tu sei andato in croce. Per questo ti ringraziamo giorno e notte. Io ti ringraziamo sempre per tutti i miei figli, si è messo in cuore e ti ho conosciuto. Signore, aiutami, tutti noi. Le tue parole passiamo con i nostri fratelli, con i nostri amici, con i nostri colleghi di lavoro, Alleluia. perché questi popoli di tua ti conosci. Ti chiedi nel nome di Gesù. Amen. Sì, caro Padre, anch'io ti voglio ringraziare questa mattina perché sapere di essere in braccio a te, Signore, mi dà una gioia e un calore nel cuore immenso, Signore. Grazie perché tu continui a stare davanti a me nelle difficoltà, a destra, a sinistra, dietro di me quando cado. Signore, tu sei tutto per noi, Signore. Ci hai donato la vita eterna ed è un ringraziamento infinito che noi dovremmo continuare a fare dalla mattina alla sera, Signore. Tu sei il nostro Dio, l'unico vero Dio e l'unica salvezza, Padre. Grazie di questo incredibile, immenso amore. Continua a dare il tuo amore dentro i nostri cuori. Toglici la tristezza, la rabbia, il fastidio, l'invidia che non serve a niente, Padre Santo. E mettici la tua mano, il tuo amore, Signore, che è infinito, Signore. Grazie di questa grande tua bontà e nel nome di Gesù vogliamo lodarti. Amen. 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 Signore, vogliamo elevare a te i nostri cuori, vogliamo ringraziarti, vogliamo benedirti, vogliamo adorarti perché tu ne sei degno. Grazie perché ci hai salvati, grazie perché ci hai redenti, ci hai liberati dalla potestà delle tenebre e ora ci hai trasportati nel tuo regno. Signore, grazie perché il Signore Gesù su quella croce ha dato la nostra colpa, il nostro peccato, e ora siamo liberi di adorarti, di servirti e di camminare questo cammino insieme a te fino a giungere un giorno in cielo e vivere per l'eternità la tua presenza. Ma siamo già alla tua presenza perché attraverso Gesù, Signore, tu ci vedi con puri, ci vedi senza macchia, perché siamo stati giustificati. È Lui che ha pagato a posto nostro. Grazie, Signore, di vero cuore, nel nome di Gesù. Amen. Grazie Signore perché in te confido, perché sei il mio rifugio e la mia fortezza, Signore. Ti voglio ringraziare perché io ti desidero adorarti ogni giorno, Signore. E grazie perché mi accogli tra le tue braccia, in nome di tuo Figlio Gesù. Amen. Amen. Signore, essere alla tua presenza questa mattina è come trovarsi dentro un giardino ricco di fiori, ricco di frutti già pronti per essere gustati, e immaginarti che sul far della sera tu cammini, tu incontri l'uomo e la donna. Questa mattina sentiamo tutta la gioia di questa possibilità di essere alla tua presenza. Il prezzo alto della croce, Signore, ci ricorda la riconciliazione, ci ricorda il sacrificio, perché tu possa incontrare di nuovo l'uomo e la donna. Gloria a te, Signore. Questa mattina come Chiesa, come popolo, percepiamo la bellezza del creato, che per noi è anche una rivelazione speciale, quella che ci fa capire
la bellezza e la grandezza del suo creatore, e noi questa mattina vogliamo adorarti con le nostre poche e limitate parole, ma tu vogli accoglierle, Signore, nella loro pienezza, nella loro forza, perché in ognuno di noi e per ognuno di noi hai fatto cose grandi, e noi siamo questa mattina nella gioia. Amen. Amen. Signore nostro Dio, grazie per la grazia mostrata. Signore nostro Dio, grazie perché ci accogli come dei figli, e questi figli, Signore, seppur peccatori, Signore, li hai riconosciuti come dei santi perché tu hai cancellato il nostro errore. Hai cancellato quel documento a noi ostile, Signore. Su quella croce hai fatto tutto tu, perché noi non potevamo fare nulla da soli. Come dice Gesù, senza di me non potete fare nulla. Grazie, Signore, perché abbiamo un Padre fedele, un Padre che ci accoglie, un Padre che ci stringe. Voglia tu benedire il proseguo di questa giornata, nel nome potente di Gesù nostro Re. Amen. Amen. Salmo 95, versetto da 4 a 7, lo vediamo già sullo schermo. Nelle sue mani sono le profondità della terra e le altezze dei monti sono sue. Suo è il mare, perché egli l'ha fatto. E le sue mani hanno plasmato la terra asciutta. Venite, adoriamo e inchiniamoci, inginocchiamoci davanti al Signore, che ci ha fatti, perché egli è il nostro Dio e noi siamo il suo popolo, di cui ha cura e il gregge che la sua mano conduce. Amen. Noi diamo per scontato, no? Che tutto quello che ci circonda sia nostro, a volte anche nel nostro modo di parlare, no? Questa è la mia città, questo è il mio mare, chi abita vicino al mare, chi ha il privilegio di abitare vicino al mare, chi ha il privilegio di abitare in montagna dirà altrettanto per le montagne. Ma la cosa che il passo oggi ci vuole dire, indicare è questo, no? Egli l'ha fatto, i monti e le altezze sono sue, dice, no? Questo particolare da riconoscere, grazie Signore perché hai fatto quel monte, perché è tuo quel monte, perché quel mare lì è tuo, Signore. Anche i nostri figli, mio figlio, ma in realtà è il Signore che l'ha fatto, è vero, è nato da tua moglie, è nato anche grazie al marito, è vero, però ricordiamoci che senza il Signore quel bambino non sarebbe nato, perché anche la Bibbia, le scritture dicono che i figli sono una benedizione del Signore. Quindi tutto appartiene a Dio. Egli è il nostro Dio, noi siamo il suo popolo, il suo gregge. Il gregge che abbiamo visto prima abbraccia, protegge, stringe a sé. Vedete quanti motivi di lode abbiamo oggi? Tantissimi. Quanti ne avremo domani? Ancora di più. E dopodomani? Ancora di più. Senza mai fermarsi. Il nostro culto inizia il lunedì e non finisce mai. È finito quel lunedì quando abbiamo accettato, è iniziato, scusatemi, quando abbiamo accettato il Signore nel nostro cuore, e non è mai finito. E finirà? No. Continuerà nell'eternità, quando saremo con Lui. Gloria all'Eterno, vogliamo dire adesso. Gloria all'Eterno. Salvati, ci ha liberati dall'ira sua venì. Gloria all'Eterno, nostro Signore, gloria all'Eterno.
domando perché lui sta là. E quando vedo il mare ondeggiare, no, non mi chiedo perché lo fa. E nel vedere le nubi che danno l'acqua dal cielo, non resto a guardare, ma mi inginocchio e comincio a pregare. Grazie Signore, grazie Signore, gloria all'Eterno nostro Signore, gloria all'Eterno che ci ha salvati, ci ha liberati dall'ira sua venire. Gloria all'Eterno nostro Signore, gloria all'Eterno in cielo, che ci ha redenti col Salvatore, nostro Signor Gesù. Non mi domando perché c'è la luna, non mi domando cos'è la natura, le stelle in cielo che sembrano oro, no, non mi chiedo chi sono loro, gli alberi, i fiori, gli uccelli, i colori, hanno un senso di vita e d'amore, ma io no, non resto a guardare, ma mi inginocchio e comincio a pregare. Gloria all'Eterno nostro Signore, gloria all'Eterno in cielo, che ci ha salvati, ci ha liberati dall'ira sua venire. Gloria all'Eterno nostro Signore, gloria all'Eterno in cielo, che ci ha redenti col Salvatore, nostro Signor Gesù. Amen, alleluia. Il culto non è ancora finito. Avremo qui il fratello Davide Tucker che ci porterà la parola. A presto. Finalmente. È sempre un piacere tornare a Udine, dove abbiamo vissuto di St. Fains, 19 anni qua, che ancora Udine è un grande posto nel mio cuore, grande posto nel mio cuore. Vogliamo alzarci un momentino in piedi? Non vorrei provare di evitare che qualcuno addormentasse. Preghiamo. Signore nostro Dio, vuoi tu, attraverso la tua parola, comunicare qualcosa al nostro cuore, dal tuo cuore al nostro cuore. Padre, abbiamo bisogno di te più che mai. Sì, ci salvi, siamo liberati dalla punizione dei nostri peccati, però Padre stiamo ancora lottando con la potenza del peccato della nostra vita delle volte, dal passato. Non è che liberati dalla punizione siamo diventati perfetti, magari, ma non siamo ancora arrivati. E Padre, c'è molto da crescere ancora in ciascuno di noi, in particolare in me stesso. Padre, parlaci stamattina per mezzo della tua parola, per mezzo dello Spirito Santo. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Guardatevi. Penultima volta avete sentito qualcosa in riguardo alla mia passione di caccia. L'ultima volta avete sentito qualcosa, Alex, giusto? Della mia passione di funghi. Oh, un'altra delle mie passioni. Qualcuno dice, ma Davide, quante passioni hai? Basta chiedere a mia moglie, non sono forse passioni, lei dice ossessioni, ma però qualche interesse ne ho. Diversi anni fa, quando abitavamo ancora a Tresesi, quasi, non dico ogni, però quasi ogni venerdì pomeriggio, dalla fine di marzo alla fine di settembre, dopo una settimana intensa di lavoro, era la mia abitudine, era proprio l'abitudine mia, diciamo, di
cambiare aria, cambiare ruolo per qualche ora. Partivo per Buia, un paesetto nella vicinanza di Gemone di Esopo, quelle parti là, e lì sulla fiume, della riva del fiume, l'Edra, mi sono trasformato in un'altra persona, quasi diabolica. Se le trotte e i temoli di quel fiume potessero parlare, forse direbbero, non quasi diabolica, quel tizio è un vero e proprio diavolo in persona. Perché? Perché su quel fiume assumevo il ruolo del tentatore, del seduttore alle trotte e ai temoli, mettendo come esca il loro cibo preferito davanti ai loro occhi, invitandoli ad imboccarlo. E quando arrivavo al fiume, la prima cosa che facevo era di osservare attentamente i movimenti delle trotte e dei temoli sotto le acque. Poi notavo bene i vari tipi di mosche e di altri insetti che si trovavano sulla superficie dell'acqua, che le trotte stavano mangiando. E poi aprivo la mia scatola, piena di mosche artificiali, qualcuno che avevo anche costruito io. Aprivo questa scatola piena di mosche artificiali, trovavo proprio la mosca o l'insetto che più assomigliava a quello che si trovava sulla superficie dell'acqua. Cambiavo ogni settimana di solito le mosche. Una nuova schiusa, nuovo insetto o mosca. Poi lo legavo alla mia lenza. Poi lo lanciavo e facevo la mosca o l'insetto cadere lentamente nell'aria, proprio lentamente sulla superficie dell'acqua, circa 3, 4, 5 metri in su, da dove la trotta stava nell'acqua, affinché quando il corrente lentamente la trasportava giù, la mosca passava proprio sopra dove c'era la trotta. E veniva su, ovviamente. Essa vedeva la mosca avvicinarsi e la tentazione di imboccare era forte. Allora, per quello ho giocato il ruolo del tentatore diabolico. In molte maniere questa forma di tentazione o seduzione delle trotte è molto simile, anzi è un facsimile se vogliamo dire, alle tentazioni che noi sperimentiamo nella nostra vita. Stamattina vogliamo analizzare insieme alcuni aspetti della tentazione per imparare come succede nella nostra vita. E cos'è che succede nella nostra vita quando siamo tentati? E come possiamo almeno cercare di vincere delle tentazioni? Vogliamo leggere da Giacomo, la lettera di Giacomo, da capitolo 1. Da capitolo 1, versetto 13 fino a 25. Nessuno, pensiamoci un momentino, chi ha scritto questi versetti? Giacomo stesso, ma quale Giacomo? Questo non è Giacomo, figlio del Boanerges, non è Giacomo, fratello di Giovanni, che troviamo fra gli apostoli. Questo è un altro. Questo è Giacomo, il fratellastro di Gesù, cresciuto nella stessa casa con Gesù, con Maria come mamma, Giuseppe come padre. Questo è Giacomo. Conosceva bene. Nessuno quando è tentato dica sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae, lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito,
partorisce il peccato. Il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Non vi ingannate, fratelli miei carissimi, ogni cosa buona, ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendendo dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Egli ha voluto generarci secondo la sua volontà, mediante la parola della verità, affinché in qualche modo siamo le primizie delle sue creature. Sappiate questo, fratelli miei carissimi, che ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. Perciò, per questo motivo, deposta ogni impurità, ogni residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi e che può salvare, trasformare le anime vostre. Ma mettete in pratica la parola e non ascoltatelo soltanto, eludendo voi stessi, perché se uno è ascoltatore della parola e non è esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio. E quando si è guardato, se ne va e subito dimentica com'era. Ma chi guarda attentamente alla legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica. Egli sarà felice nel suo operare. Allora, il primo aspetto che vogliamo vedere stamattina della tentazione, vogliamo considerare questo. Cos'è la fonte? La fonte della tentazione. Okay. Cos'è la fonte della tentazione? Guardiamo ancora versetto 13 e 14. Dal testo, leggiamo qui dal versetto 13 e 14. Nessuno quando è tentato dica, sono tentato da Dio. Perché Dio non può essere tentato dal male. Ed egli stesso non tenta nessuno. Invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza, che lo attrae e lo seduce. Allora, cos'è la fonte della tentazione? Da dove viene? Guardiamo prima alla fonte esterna. Il testo è piuttosto ovvio che la fonte esterna della tentazione non è e non viene da Dio. Non è da Dio, non viene da Dio. Dio non è la fonte esterna. Dio non può essere tentato dal male e egli non tenta nessuno, mai. Dio permette che siamo tentati, ma non ci tenta, mai. Altrimenti potremmo dire, tu mi hai tentato, cosa potevo fare? Chi può resistere quando tu ci tenti? Non è colpa mia, ma è colpa tua. Tu mi hai tentato e non potevo resistere. Invece la fonte esterna della tentazione è un'altra. Non viene detto che cos'è in questo versetto, in questo passo, però è chiarissimo da altri passi della Bibbia cos'è o chi è. In Apocalisse 12, versetto 9 dice, il gran dragone, il serpente antico che è chiamato Diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù. Fu gettato sulla terra e con lui furono gettati anche i suoi angeli. Però viene chiamato il seduttore di tutto il mondo. Poi Matteo 4, 1-3. Viene detto, allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dice chiaro e tondo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore, Satana, avvicinatosi, gli disse, e se tu sei figlio di Dio, allora ordina che queste pietre diventino pani. Mangi.
Questi passi non lasciano nessun dubbio. La fonte esterna della tentazione è Satana e compagni, se vogliamo dire, i suoi angeli maligni, i demoni. Dice ancora in Matteo 16, da 21 a 23. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverare Gesù, dicendo, Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. Ma Gesù, voltatosi, disse a Pietro, vattene via da me, Satana. No. Tu mi sei di scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Cioè, in questo passo, chi è la vera fonte della tentazione esterna con Gesù? Pietro o Satana? Chi è la vera fonte? Le parole della tentazione ha pronunciato Pietro, però chi ha messo le parole nella sua mente e nella sua bocca? Satana in persona. Gesù dice chiaro e tondo. Ma domanda: come ci attacca il maligno? Di solito. Pensiamoci un momentino al mondo di calcio, quel mondo che a Vito, a Salvatore piace. Qualche anno fa ho conosciuto, anche nella nostra chiesa e frequentato un paio di volte, un certo fratello, mi sembra da Brasile, di nome Carlos Franca, un credente, un attaccante credente, e giocava per la Triestina, e l'ho conosciuto là. Ad un certo momento della sua carriera con la Triestina, egli ha segnato 3 gol in 3 partite consecutive. Abbastanza bene. Magari che i nostri qui a Udine segnavano almeno uno ogni partita, magari. Ogni domenica pomeriggio alle ore 15, insieme alla Triestina, questa Carlos Franca affrontava una squadra avversaria o allo stadio Rocco di Trieste o fuori casa. In queste partite agonistiche la meta, l'obiettivo che Carlos aveva era unico, almeno come giocatore. Il suo obiettivo era di perforare la difesa dell'avversario e segnare, fare gol. Un attaccante vive per quello. Potete immaginare o almeno indovinare che cosa lui studiava per tutta la settimana prima della domenica della partita. Non è che guardava Mickey Mouse, no, lui studiava certe cose. Lui studiava per tutta la settimana le debolezze della difesa della squadra avversaria, cioè dove la squadra era più vulnerabile. Se esisteva un momento durante la partita quando regolarmente la squadra dimostrava un calo, o un momento di distrazione o mancanza di attenzione, chi era il difensore più debole della squadra? Aveva qualche lacuna. Nelle partite precedenti, come avevano segnato gli attaccanti delle altre squadre che avevano giocato contro di loro, come hanno segnato loro, eccetera, eccetera, eccetera. Studiava la difesa. Normalmente Carlos aveva una settimana, 7 giorni circa, 6 giorni, 7 giorni, per studiare la difesa delle altre squadre, prima di provare a perforarlo, a bucarlo. Quanto tempo ha Satana? Quanto tempo ha avuto Satana e i suoi collaboratori a studiare le mie difese, le tue difese nella vita? La nostra intera vita, da quando siamo nati. Lui ci studia. Caspita. Mi fa tremare qualche volta. Satana, e non dico Satana in persona, perché io non penso che sono un pesce abbastanza grosso per quello.
invece lui dà ad altri. Però qualcuno, o degli angeli maligni, ci studiano, ognuno di noi, analizza ogni nostra mossa, sanno di noi la nostra difesa. Avete mai pensato? Il tuo nemico peggiore sa tutto di te, ogni tua debolezza. Ai, ai, ai. Non c'è una nostra difesa spirituale, una nostra debolezza che Satana non sa, che non conosce profondamente, ed egli attacca e colpisce quando è al punto dove noi siamo più deboli. Satana copre solo la fonte esterna della tentazione. Adesso vediamo la fonte interna. Versetto 14 dice: invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza, che lo attrae, lo seduce. La fonte interna dentro di noi che ci tenta è la nostra concupiscenza, desideri, cioè i desideri malvagi illeciti che hanno trovato alloggio nel nostro cuore. Una ragione perché Dio non può essere tentato è perché Egli non ha desideri malvagi o illeciti nel suo cuore. Nessuno. Ma purtroppo noi sì. C'è qualcuno qui che mi direbbe: no, non ho più desideri illeciti nel mio cuore? C'è qualcuno che oserebbe? No. Vi leggo un passo, non è nel testo che tu hai avuto, in Genesi 8, versetto, appena uscito dall'arca, Noè costruì, questo altare per offrire un olocausto degli animali puri. Dice, in versetto 20, Noè costruì un altare al Signore, prese animali puri di ogni specie, uccelli puri di ogni specie, e offrì olocausti sull'altare. Il Signore sentì un odore suave. Il Signore disse in cuore suo: io non maledirò più la terra a motivo dell'uomo, poiché il cuore dell'uomo e della donna, il cuore dell'uomo, concepisce disegni malvagi fin dall'adolescenza. E questo ha a che fare con ciascuno di noi. Ognuno di noi ha dei desideri illeciti, se siamo onesti, nel nostro cuore. Come scatta o scaturisce questa tentazione in noi? La tentazione, come scaturisce? Ci sono due fasi. C'è la prima fase: la persona viene trascinata, portata via, non fisicamente ma mentalmente. La mente della persona viene arrestato, affascinato, trascinato, portati via a pensare, a concentrarsi, focalizzarsi su qualcosa non buono, su qualcosa che Satana sa che il nostro cuore malvagio desidera. Satana non è stupido. Egli non proverà mai a tentarci con qualcosa che egli sa che non ci interessa proprio e per niente, ma ci tenta con qualcosa che egli sa che il nostro cuore desidera. In realtà la nostra battaglia con la tentazione è vinta o persa in questa fase, nella mente. Se siamo capaci di fermare, di rendere prigioniero il pensiero malvagio e compromettente, prima che questa occupa la nostra mente, prima che la nostra mente concentra su esso, allora vinciamo noi la battaglia. Come dice Paolo sapeva benissimo questo. Scrisse proprio a 2 Corinzi 10, dice: in realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti, demoliamo i
ragionamenti con la mente e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Però dobbiamo proprio bloccare certi pensieri sin dall'inizio. No, mi piace Martino Lutero che ha detto una cosa, una volta lui sapeva benissimo che lui lottava, cioè Satana, ovviamente lui era proprio Satana in persona, lottava contro Lutero. E quelle tentazioni delle volte erano così vere che lui a un punto arrabbiato con Satana ha preso una bottiglia di inchiostro, ha lanciato via Satana da me. Era proprio così reale per lui. Però lui dice, a un certo punto, descrive benissimo la nostra battaglia dicendo: non possiamo fermare le rondine a volare sopra la nostra testa. No, i pensieri. Ma possiamo bloccarli da fare un nido nei nostri capelli. Avete mai pensato? Le rondine, Satana lancia questi pensieri. Però cosa facciamo? Facciamo un nido? Possiamo bloccare le rondine da fare un nido di capelli. Però almeno con la mia non troverete molto capelli. Se invece permettiamo alla nostra mente di concentrarsi o di focalizzarsi sul pensiero malvagio, di ospitare a lungo il pensiero, di fare un nido nei nostri capelli, probabilmente abbiamo già perso la battaglia. O almeno la battaglia diventa molto più difficile a vincere. Passiamo adesso alla seconda fase. Adesso, mentre la nostra mente sta pensando, sta concentrandosi su qualcosa illecita che il nostro desiderio, il nostro cuore malvagio desidera, Satana lancia, mette l'esca illecita che il nostro cuore desidera davanti ai nostri occhi. Ormai a questo punto è quasi impossibile dire di no. Se Dio non interviene drasticamente qui, allora cadremo nel peccato. Ma sicuramente qualcuno di voi sta pensando: ma aspetta Davide, cosa dice 1 Corinzi 10, versetto 13? Dice: nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne affinché la possiate sopportare. Allora, Davide, dove è la via di uscita dalla tentazione che Dio ci ha promesso in questo versetto? La via di uscita è stata prima, quando la battaglia era ancora nella nostra mente. Se permettiamo i pensieri nella nostra mente di prendere fuoco, di accendersi, non dovremo sorprenderci che veniamo bruciati. La via di uscita è proprio quando sei nella nostra, girano attorno alla nostra testa. Se già permettiamo di fare nido qua, non c'è più via di uscita, perché il nido è già fatto. In 2 Timoteo 2,22 Paolo scrisse: fuggi a Timoteo, fuggi le passioni giovanili, ricerca la giustizia, la fede, l'amore, la pace con quelli che invocano il Signore con un cuore puro. Secondo l'Apostolo, quando le passioni giovanili ci assalgono, c'è una sola via di uscirne. Dobbiamo fuggire, dobbiamo scappare subito, esattamente come Giuseppe ha dovuto scappare dalla moglie di Potifar. Potete immaginare, non penso che la moglie di Potifar era una donna brutta, non penso. Questo uomo era un grande uomo, poteva scegliere quello che voleva, una bella donna, e voleva proprio Giuseppe. Se lui fosse rimasto là, cosa sarebbe successo? Lui è un uomo, sangue rosso, gli ormoni sono in pieno. Giuseppe aveva
17 anni quando è arrivato là, non sappiamo quanto tempo è passato, forse un anno. 18 anni, le ormoni in pieno, con una bella donna. Cosa ha fatto? Ha scappato subito. Scappato. L'unico modo, Paolo dice, o scappi o è finito. E quando Satana riesce con le sue tentazioni, se Satana riesce, quali sono le conseguenze? Guardiamo per un momento ai risultati, alle conseguenze. Le conseguenze della nostra vita quando Satana riesce con le sue tentazioni. Versetto 15 dice, poi la concupiscenza, questi desideri, quando ha concepito, prima nella mente, partorisce il peccato. Il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Cioè, ingoiando l'esca messa davanti a noi, è proprio in quell'istante, quando lo metti davanti a noi, è proprio in quell'istante Satana fissa l'amo nella nostra bocca e pecchiamo. Pecchiamo. E peccando moriamo spiritualmente. La nostra comunione con Dio viene bloccato, ostacolato in quell'istante. Il peccato, come dice Giacomo 1, versetto 15, il peccato quando è compiuto produce la morte. Non la morte fisica, la morte spirituale. La mancanza di comunione con Dio. La tua comunione con Dio viene bloccata, ostacolata in quel momento, finché non vieni messo a posto. In Giovanni 1,6, prima Giovanni 1,6, Giovanni scrisse, se diciamo che abbiamo comunione con Dio, e invece camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo, stiamo dicendo bugie e non mettiamo in pratica la verità. Quando pecchiamo, non è che perdiamo la nostra salvezza, no, o che noi non siamo più figli di Dio, no, non è vero questo, ma la nostra comunione con Dio viene bloccata, viene ostacolato. Vedo che abbiamo diverse coppie stamattina, in qualsiasi matrimonio, prima o poi ci sarà delle discussioni, divergenza di opinione. Non c'è un matrimonio che io conosco che prima o poi non è successa una cosa del genere. Due persone, peccatori, e prima o poi, boom! In quell'istante, cosa succede fra un marito e moglie dopo una forte litigata o discussione? Sono ancora sposati? Sì, sono ancora sposati, pienamente. Ma domanda, c'è comunione, c'è intimità fra loro in quel momento? No. Mi ricordo, eravamo appena sposati e le prime 2 o 3 volte che è successo eravamo ancora a Filetto Umberto e c'era un letto abbastanza grande e lei si è messa da quella parte più lontano da me, io da questa parte qua più lontano. Non mi era per sogno intimità. No. La comunione e l'intimità fra loro viene bloccato e ostacolato finché uno non torna all'altro e dice, senti, ho torto, ho sbagliato. Non solo ti chiedo scusa, ma ti chiedo perdono. Perdono per quello che ho fatto, ti ho offeso, ti ho ferito. Ti chiedo perdono. A quel punto la comunione, se l'altro perdona ovviamente, ora la comunione torna e si può aprirsi e parlare l'intimità di nuovo. La stessa cosa con Dio. Quando noi pecchiamo, cadiamo nel peccato, allora una conseguenza, sicuramente è il peccato, però una conseguenza è la comunione con Dio stesso. Finché non torniamo a Lui, dice, Signore, ho peccato, perdonami per quelle cose. Siamo ancora salvati,
però la comunione con Dio è bloccata. Ovviamente nessuno di noi vuole finire là, e molto di meno nessuno scivolato là vuole restare, rimanere là, sconfitto dal maligno. La domanda sorge naturalmente: come possiamo sperimentare la libertà spirituale dalla tentazione? Come possiamo evitare le tentazioni? Le tentazioni verranno. La Bibbia dice chiaro e tondo, in tanti modi diversi, varie forme, dove siamo deboli. Satana non è venuto a Gesù quando ha appena mangiato, è venuto dopo 40 giorni che non aveva mangiato, era debole, molto debole. Lì, bene, se sei figlio di Dio, ecco le pietre. Perché non cambia? Tu sei Dio, tu sei figlio di Dio, tu sei Dio, basta, mangi, soddisfa la tua fame, ecco. Quando siamo deboli. Ma come possiamo avere almeno una, non dico completo liberazione dalle tentazioni, ma almeno come possiamo cominciare a vincere contro le tentazioni? Guardiamo versetto 21-25, perché proprio dopo aver parlato delle tentazioni, adesso Giacomo affronta certe cose. Il versetto 21-25, perciò ti posta ogni impurità, ogni residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi, che può salvare le anime vostre. Ma mettete in pratica la parola, non ascoltatelo soltanto, illudendo voi stessi. Che se uno è ascoltatore delle parole e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio, e quando si è guardato se ne va, e subito dimentica com'era. Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica. Egli sarà felice nel suo operare. Nel senso assoluto non saremo mai totalmente liberi mentre siamo in questo corpo e in questa vita, e mentre Satana è ancora libero ad agire nei nostri confronti. Ma possiamo conoscere e sperimentare una certa misura, un certo livello di libertà. In fin dei conti, la tentazione centra su quello che il cuore nostro desidera. Satana e compagni non possono tentarci con qualcosa illecito se il nostro cuore non la desidera. Perciò la nostra vittoria sulla tentazione è primariamente una questione del nostro cuore. Avete mai pensato? Vi chiedo a voi uomini, giovani, siete mai tentati da una donna di 100 anni? Diciamo con i denti falsi? Siete mai tentato? No. Una donna di 100 anni non è proprio attraente ai giovani uomini. Però tu metti un'altra giovane attrice, qualcosa simile, presentatrice, lì. Però nel tuo cuore, una donna di vecchia, o stessa cosa con diciamo per le donne, un uomo di 100 anni che ha difficoltà a camminare, non sarà mai una tentazione, una giovane donna. Non c'è desiderio nel nostro cuore per questo. Dio non ci tenta là, però dobbiamo allora guardare il nostro cuore. Allora la domanda sorge: che cosa posso fare per cambiare il mio cuore affinché esso desideri cose buone e non desideri cose malvagie? Da solo io non posso cambiare il mio cuore, ma Dio può cambiarlo, se lo permetto di farlo. Ma come lo fa Lui? Come cambia il mio cuore? Vediamo qui brevemente 3 elementi della divina strategia per rinforzare il nostro cuore e prevenire le tentazioni nella nostra vita.
se vogliamo avere il nostro cuore trasformato nei suoi desideri, allora dobbiamo deporre o mettere via ogni impurità, ogni residuo di malizia nella nostra vita. Come dice il versetto 21, perciò ti posta ogni impurità, ogni residuo di malizia. Vuoi uomini o donne, appena convertiti, forse adesso tu conosci Dio da Gesù da 5-6 anni, però anche se conosci da 30 anni, c'è ancora qualche residuo in te di malizia, di qualcosa che non va? C'è impurità, residuo, che è rimasto là? Qui dice chiaro e tondo, di posta, mettete via ogni impurità, ogni residuo, qualcosa che è rimasto di malizia, di non giocare con queste cose, non permettere proprio di stare. L'idea espressa in questo versetto è che non dovrei mai dare spazio, nessun spazio di nessun tipo, alle cose che suscitano in me desideri cattivi o illeciti. Come il versetto in Ebrei 12, versetto 1 dice, anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. Un corridore in preparazione per una gara elimina ogni cosa che potrebbe ostacolarlo o rallentarlo. Non è che porta, diciamo, una giacca perché è un po' freschetto. No, un corridore elimina ogni peso. Ogni peso. La vita cristiana è una corsa che dura dal momento della nostra scelta di arrenderci totalmente a Cristo, lasciando Lui regnare in modo supremo nella nostra vita, finché viviamo in questo corpo. Se noi lasciamo cose nella nostra vita o nella nostra casa che suscitano in noi desideri malvagi o desideri illeciti, non saremo mai liberi dalla tentazione. Oggigiorno, per voi giovani, forse non giovani, questo qui potrebbe essere una tentazione enorme. Ma è solo una foto. Però, guardi spesso quella foto è desideri. Meglio eliminare. Se una foto di una persona ti dà difficoltà, forse un'amica ti ha mandato la foto di diversi amici, però uno è vestito un po', lo tiri? Se ti dà difficoltà, elimina, non tenere queste cose. So che molti giovani, ho un figlio di 20-21 anni, pieno di ormoni, non è credente ancora. Spero che Dio non abbia finito con lui. Il nostro grande desiderio è che lui conosce Dio. Però sicuramente ha sul cellulare certe cose che non... Io una delle prime cose che dirò, se mai si converte, elimini quelle cose là, perché sarà sempre una tentazione per te. Togli. Tenendo riviste, libri compromettenti che leggi o guardi, certi programmi sulla televisione che vedi, certi tipi di musica che ascolti, forse un contatto con una persona, una certa persona nella tua vita, forse la foto di una persona nascosto sul cellulare, come menzionato, eccetera, eccetera. Se non deponi, se non metti via tutte queste cose che suscitano in te desideri malvagi o illeciti, allora non sarai mai libero o libera. Se vogliamo avere il nostro cuore trasformato nei nostri desideri, allora, prima cosa, eliminare ogni residuo, ogni resto che è rimasto e ricevere con mansuetudine la parola di Dio piantato nel nostro cuore, nella nostra mente, che può salvare, che può trasformare, che può cambiare le nostre anime, i nostri cuori.
Versetto 21 dice proprio quello. Perciò deposta ogni impurità, residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi, che può salvare, trasformare le anime vostre. In Romani 12:2 dice: non conformatevi a questo mondo, come pensa, come ragiona, come valorizza, ma siate invece trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita, perfetta volontà. L'idea qui, in questi versetti, è che Dio vuole che ci avviciniamo regolarmente, giorno dopo giorno, alla parola di Dio, alla Bibbia. Non c'è una cosa più importante nella vita di credenti di questo. Alle Sacre Scritture. E leggiamo, la meditiamo, la lasciamo penetrare, influenzare, trasformare ogni parte della nostra mente nel nostro cuore. Ma forse qualcuno stamattina mi direbbe o sta pensando: ma Davide, quello è un lavaggio del cervello. Hai ragione. Certamente lo è. Un lavaggio del cervello. Dio vuole lavare i nostri cervelli, le nostre menti, i nostri cuori, da tutte le sporcizie che c'è dentro. Dio per primo. Dio. C'è ancora da fare in me, come in ciascuno di noi. Dio vuole lavare i nostri cervelli, le nostre menti e i nostri cuori da tutte le sporcizie che c'è dentro. E poi Lui desidera riempirci con i Suoi pensieri, con i Suoi valori. Un caro fratello in Cristo, che ho conosciuto anni del passato, ha un ministero fra quelli di Hollywood. Ha detto una volta che la meta di ogni scrittore, di ogni produttore di film Hollywood, è di influenzarci, di convincerci dei loro pensieri e dei loro valori, affinché pensiamo e ci comportiamo come loro, squallidamente. Loro vogliono e cercano di lavarci il cervello. Dio vuole fare diversamente. C'è una forte competizione per la nostra mente, per il nostro cuore, per il tuo cuore, per la tua mente. Una forte competizione. L'Apostolo ci insegna in Romani 12, versetto 2. O saremo conformati ai pensieri, ai valori di questo mondo, o saremo trasformati per mezzo del rinnovamento della nostra mente ai pensieri, ai valori di Dio stesso. E questa trasformazione divina succede soltanto quando rinnoviamo la nostra mente regolarmente, giorno dopo giorno. Come dice in Salmo 19, versetto 11, ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Però nel mio cuore, per non peccare contro di te. E tu stai leggendo, stai meditando regolarmente la parola di Dio? Se no, come può Dio cambiare e trasformare il tuo cuore e la tua mente? Se no, l'Apostolo Paolo ci dice che sarai, o io sarò, confermato ai pensieri e ai valori di questo mondo, se non sto leggendo regolarmente. Se no, non puoi mai sperimentare una certa libertà dalle tentazioni. No, funziona solo in questo modo. Se vogliamo avere il nostro cuore trasformato nei nostri desideri, dobbiamo eliminare tutto il residuo di malizia che è rimasto. E dobbiamo meditare, ma dobbiamo anche, meditando, dobbiamo anche metterlo in pratica. Come dice in questi versetti. Ogni tanto, cioè, come dice, leggiamo versetto 22 e 25, ma mettete in pratica la parola, non ascoltatelo soltanto, illudendo voi stessi. Perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio, guarda e quando si è guardato se ne va, subito dimentica com'era. Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica. Egli sarà felice
trasformata, cambiata nel suo operare. Ogni tanto mia moglie richiede, cerca di farmi proprio un piacere e tira fuori una vecchia ricetta di mia mamma, che lei sa che a me piace tanto. Lei legge la ricetta, poi prepara il piatto. Quando mi siedo per pranzo o per cena, vedo questo piatto e ovviamente il mio cuore si rallegra con la mamma. Ma qualche volta quando assaggio, la mia allegria si volge in delusione. E la mia prima domanda, ma richiede, hai letto la ricetta? E poi se mi dici, sì, ho letto. Vieni seguito dalla seconda domanda, ma hai seguito con precisione le istruzioni della ricetta? Hai seguito le indicazioni? Ogni cuoco sa, non basta leggere la ricetta, non basta sapere la ricetta a memoria. Seguire le istruzioni della ricetta è assolutamente fondamentale se voglio gustare o apprezzare il piatto. Se dice un piccolo cucchiaio di sale, basta. Non metti, un cucchiaio di sale. Rovina tutto. Può essere bellissimo come piatto, però se non mi capite. Mettere in pratica, seguire le istruzioni della parola di Dio è anche assolutamente fondamentale. Se voglio vedere trasformata la mia vita, la mia mente, il mio cuore, non basta solo leggere la Bibbia, non basta nemmeno fare tanti passi della Bibbia a memoria. Metterla in pratica è la chiave che trasforma il mio cuore. Consideriamo un momentino la storia di Charles Studd, il fondatore della missione WEC. Voi conoscete Gloria Pignatelli? Lei fa parte della WEC, Worldwide Evangelism Crusade, qualcosa simile. Lui è il fondatore di questo Charles Studd. Lui è cresciuto in una famiglia ricca, molto ricca in Inghilterra, ha studiato a Cambridge e lì ha trovato altri fratelli che erano nati nuovo e insieme, erano proprio focosi per Dio, hanno deciso di lasciare tutto. Sono 7 uomini che sono andati, prima in Cina per evangelizzare in Cina, da Cambridge, e poi tornando anni dopo, lui non era proprio di massimo di salute, però è andato, Dio ha detto, vai in Africa, e ha aperto questo ministero in Africa, che va, oggi sono oltre 2000 missionari con WEC. Perché dico questo? Lui, crescendo in una famiglia ricca in Inghilterra, ha lasciato una carriera di giocatore professionista di cricket, essendo capitano della squadra nazionale d'Inghilterra. E lui ha lasciato tutto a seguire Cristo. Una sera, mentre stava studiando a Cambridge, il suo compagno di stanza vedeva Studd, questo uomo, seduto nel suo letto con la lenzuola tirato sulla sua testa e stava proprio facendo cose strane con una matita. Il suo compagno di stanza vedeva Studd seduto nel suo letto con questa lenzuola tirata sulla sua testa e gli chiede, ma Studd, che cosa stai facendo sotto le coperte? Che strano! E Studd replica subito a lui, sto leggendo la Bibbia e con la mia penna sto cercando di mettere a posto la mia ubbidienza alle scritture. Mettere a posto la mia ubbidienza. E tu? A quale punto sei nel mettere la Bibbia in pratica? A quale punto sei tu nella tua ubbidienza alle scritture, alla Bibbia? Dio sta trasformando il tuo cuore?
giorno dopo giorno, o sta vincendo il mondo nel tuo cuore? Vogliamo pregare. Signore nostro Dio, la tentazione è una cosa che noi tutti affrontiamo chissà quante volte al giorno. Eppure tu sei con noi, un aiuto presente quando siamo in difficoltà. Oh Padre, aiutaci di affrontare le tentazioni come tu l'hai fatto, perché siamo stati lì a meditare sulle scritture, a cambiare, mettere in pratica le scritture. Vuoi tu aiutarci proprio di affrontare e onorarti con le nostre vite e Padre sperimentare la vittoria sulle tentazioni che solo tu puoi portare nelle nostre vite. Ti lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Grazie Davide. Vogliamo salutare i nostri amici che ci seguono online con un versetto e con una benedizione. Poi dopo questo saluto avremo anche un momento con coloro che sono in presenza, condividendo proprio il pane e il vino. Ma vogliamo prima salutarvi con l'ultimo versetto del Salmo 90 che ha introdotto il nostro incontro. La grazia del Signore nostro Dio sia sopra di noi e rendi stabile l'opera delle nostre mani. Sì, l'opera delle nostre mani rendila stabile. La grazia è il dono più prezioso che Dio ci ha dato e ha messo a disposizione per tutti coloro che credono. Vi vogliamo benedire perché possiate ricercarla qualora non l'avete ancora incontrata in Gesù, o che diventi il fondamento della vostra vita. Così vi salutiamo. Vi auguriamo una buona domenica nella pace e nella benedizione del Signore. Grazie.